Buongiorno da Giulio Cainarca di nuovo a tutti coloro che sono all'ascolto. Buongiorno da Antonio Verna, ciao Giulio, ciao buongiorno anche a te Antonio e do il buongiorno e benvenuto anche all'avvocato Luisa Bordò che è qua in studio con noi. Buongiorno. Avvocato è difensore storico, ormai si può dire, visto che è trascorso moltissimo tempo dai fatti di Rosa Bazzi insieme a Fabio Schembri. Rosa Bazzi e Olindo Romano, come sapete, sono stati condannati per la strage di Erma, ma tante cose sono venute alla luce negli ultimi tempi in virtù del lavoro di alcuni colleghi giornalisti, in particolare di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti delle Iene, che da ultimo hanno dedicato una serie di trasmissioni, di puntate delle Iene, appunto a approfondire in moltissimi lati di interesse pubblico, perché questo è il punto, perché sennò sarebbe un interesse privato e magari malsano, di interesse pubblico di questa vicenda, interesse pubblico per il funzionamento di un bene che è di tutti, che è la macchina della giustizia. Lo andiamo ripetendo perché sotto questo profilo, io torno a ripetere, l'abbiamo chiesto fin dall'inizio, io ho chiesto personalmente fin dall'inizio, 10 anni fa, più di 10 anni fa, quando abbiamo cominciato a occuparcene anche qui a questa radio, a tutti i protagonisti di questa storia di intervenire, proprio perché non c'era una parte, secondo me, ma c'era un interesse di tutti a conoscere come sono andate le cose, perché non è una singola vicenda giudiziaria, cioè lo è sicuramente, ma attraverso questa singola vicenda giudiziaria noi abbiamo la possibilità di capire cose che non funzionano per emendarle, per andare avanti, perché questa storia ci racconta di tante cose che non funzionano e dopo tanti anni possiamo dirlo, al punto tale che appunto una trasmissione dedica più puntate, non è usuale neanche per le Iene dedicare più puntate, proprio perché noi ci dedichiamo addirittura anni, perché in anni abbiamo cercato di illustrare tutti i fatti, ripeto, perché non sono oltretutto sono fatti agli atti che non tornano e che ci portano oggi non ad avere dei dubbi, ma io direi dopo 12 anni delle certezze. La certezza è che ci sono in carcere 2 innocenti per quanto mi riguarda, perché non si esce da questa cosa, bisogna essere logici e chiari e da questo punto di vista più logico e chiaro di Edoardo Montolli credo che ci sia poca gente in circolazione. Edoardo Montolli è con Felice Manti il giornalista che fin dall'inizio ha visto che c'erano cose non chiare in questa storia, le ha studiate, le ha approfondite ed è diventato anche un interlocutore ottimo nella trasmissione che citavo prima delle Iene di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti. Buongiorno Edoardo, che è con noi pure. Buongiorno a tutti. Allora, tra poco, lo diciamo subito, riesce un'edizione aggiornata del libro Il Grande Abbaglio, no? In ebook. Ci vuoi dire intanto come ci si può... Perché qualcuno mi ha già chiesto, visto che l'ho anticipato stamattina in rassegna stampa, come si farà a ottenerlo questo libro? Sì, in linea di massima uscirà in ebook all'inizio della prossima settimana, lo edita la casa editrice Algama e si potrà trovare su tutti gli store online, italiani e stranieri, ma anche sul Play Store, dal telefonino si potrà acquistare. Questo è, diciamo, stato... Si intitolerà ancora Il Grande Abbaglio, si intitolerà ancora? Sì, il Grande Abbaglio versione aggiornata, sostanzialmente, perché andremo a raccontare gli ultimi eventi che sono capitati, no? E cosa era successo soprattutto dopo l'uscita del Grande Abbaglio, con l'atmosfera di linciaggio che sia noi che gli avvocati che i consulenti degli avvocati vissero nel processo di conto. Ecco, allora, a proposito di questo, tu ti sei occupato con il settimanale Oggi, chi vuole può documentarsi in questo modo anche online, con fronte del blog, e anche hai mandato anche recentemente una lettera ad Agospia a proposito della storia dei reperti di cui poi parleremo. C'è tanta roba di cui parlare, però dobbiamo essere sinteticissimi perché alle 11:30 dobbiamo chiudere. Ecco, ti dicevo Edoardo, tu hai parlato di quello che è venuto fuori negli ultimi tempi anche sul settimanale Oggi e in particolare qui chiamo in causa anche l'avvocato Luisa Bordò. Rosa Bazzi ha detto una serie di cose per la prima volta intervistata dopo tanti anni che sono cose molto pesanti, in virtù delle quali anche l'avvocato difensore di Azzurro Marzucca ha presentato una richiesta alla Procura Generale di ascoltare Rosa Bazzi e altri in merito a una serie di fatti che sono venuti alla luce. Allora io voglio chiedere all'avvocato Bordò una sola cosa, poi parleremo del dettaglio di quello che Rosa dice e anche cose tutto sommato non dico nuove, ma insomma che gettano una nuova luce sull'intera vicenda. Lei le conosce benissimo perché le ha vissute, ma io dico, perché queste cose non sono potute venire fuori già in primo grado? Perché non si poteva sentire
Olindo e Rosa essere interrogati in primo grado, controinterrogati, e far venire fuori tutte queste anomalie che magari avrebbero impressionato la giuria diversamente, o comunque avrebbero indotto la giuria, non impressionato, ho usato un termine sbagliato, avrebbero indotto la giuria a considerare cose delle quali stiamo parlando a 12 anni di distanza. Allora, io credo che proprio il processo di primo grado, il processo a Como, non sia stato celebrato, come non c'era alcun tipo di serenità, di tranquillità, di contraddittorio. Sono numerosi i momenti in cui la difesa è stata silenziata. Quindi nell'essere silenziata la difesa, certamente anche Rosa e Olindo, che hanno vissuto il processo da imputati di fronte alle telecamere e quant'altro, non hanno avuto né spazio né modo di dire io sarei orientata alcunché. Hanno fatto delle dichiarazioni spontanee molto brevi, si vedeva quanto Rosa fosse provata. Diciamo quindi che al processo non sono stati ascoltati. Devo dire che non sono stati ascoltati neanche durante le indagini, seppur quei 20 giorni di indagini, seppur più volte Rosa è stata ascoltata e sentita, in realtà quello che lei diceva, diciamo, ecco, non veniva considerato ai fini della sua innocenza e estraneità ai fatti. Quindi qualunque contributo anche all'epoca cercò di dare non venne assolutamente considerato. Edoardo Montolli, partiamo dal tuo ultimo articolo sul settimanale Oggi, no? Il video di Rosa che ha scatenato una guerra anche tra le Iene, di cui parlavo, e la trasmissione Quarto Grado condotta da Gianluigi Nuzzi. Rosa Bazzi ha dichiarato che Massimo Piccozzi, il criminologo psichiatra che era consulente della difesa in un primo momento, immediatamente dopo il loro arresto e la loro incriminazione, l'ha condizionata, perché le diceva addirittura che quello che doveva dire, come muoversi, fai così, agitati così, muovi le braccia in questo modo, e Piccozzi ha prodotto poi quei video che sono stati determinanti tramite la trasmissione Matrix, diffusi dalla trasmissione Matrix, per cristallizzare anche nell'opinione pubblica la sensazione, la certezza che Rosa fosse autrice del massacro, no? Perché lei spiegava appunto come aveva ucciso il bambino e via dicendo, tutto quel video che noi conosciamo benissimo. E allora si parte da lì. Sono appunto è ciò che Rosa dice in questa intervista, dove in sostanza dice che questa è stata una messa in scena, che il video famoso in base al quale tutti si sono convinti che lei era colpevole era una messa in scena. A quale fine? Non l'ho capito bene, non lo capisco. Ecco, vorrei partire dalla questione della guerra tra Quarto Grado e le Iene, proprio per riportare a quello che era ciò che accadeva all'epoca, e cioè sono stati quelli di Quarto Grado che, dopo aver dedicato diverse puntate ai dubbi sull'inchiesta, sono schierati apertamente per la colpevolezza di Rosa e Olindo. Però nel farlo hanno ripreso a dire delle cose che non sono in atti, cioè ci hanno messo 3 puntate per mettere in forse che gli imputati abbiano visto le foto mentre stavano confessando le foto della strage. Cioè per 2 puntate lo hanno negato e nella terza lo hanno messo in forse. Ora, quello che ho scritto sull'Oggi è che forse prima di fare informazione bisognerebbe informarsi, perché che loro abbiano visto le foto della strage durante le confessioni è totalmente negli atti. E il direttore dell'Oggi aveva detto a Ilaria Cavo, che è stata ospite 2 volte della trasmissione Quarto Grado nel 2010, e io ho postato quel video sul sito del settimanale Oggi nel 2011, unitamente ai documenti dell'inchiesta giudiziaria che lo acclaravano che loro avessero visto queste foto, perché non solo c'era un verbale del 6 giugno 2007 dove un PM metteva nero su bianco che agli imputati fossero state fatte vedere le foto della strage, non solo c'erano alcuni secondi della requisitoria nel quale il PM Massimo Astori lo diceva, ma io, ascoltando un audio dell'interrogatorio di Olindo e scoprendo che c'è una frase non trascritta nel quale un PM diceva veniamo alle prossime foto e questione, la trascrizione invece nel verbale era scritto solo veniamo alle questione, si capiva da quello anche che tipo di foto venivano mostrate agli imputati, cioè proprio la descrizione della posizione dei cadaveri, come erano vestiti e che cosa c'era lì intorno. Questo è un dettaglio molto importante, anche perché io voglio ricordare una volta per tutte che quel giorno in quella casa a sinistra nel corridoio era buio pesto, e quindi io mi spingo a dire che soltanto guardando le foto si potevano individuare i particolari della strage, perché era buio pesto.
Ora, il punto qual è? Quindi presumibilmente non li sapevano dire neanche gli assassini. Esatto, esattamente. Ora il punto è proprio questo: se si continua a fare informazione senza essere informati, si rischia, soprattutto a questo punto che le cose stanno venendo fuori, di fare una figura veramente ridicola, perché non ci si può mettere 3 puntate senza sapere se hanno visto o non hanno visto le foto, si guardano gli atti e poi si informa l'opinione pubblica, altrimenti non se ne esce. Io vorrei partire da questa cosa per raccontare alcuni dettagli importanti sulla prima difesa di Olindo Rosa. Sì. E cioè, oggi noi sappiamo con certezza, lo si sapeva anche allora, ma finalmente le Iene, con, come possiamo dire, la portata di pubblico che hanno, no? Insomma, con lo share che hanno fatto sapere quello che accadde durante quelle confessioni, e cioè che c'era un avvocato che ha consentito che alla sua assistita venissero lette tutte le dichiarazioni del marito e che lei a quel punto aggiustasse la sua versione, ha consentito che a entrambi fossero fatte vedere le foto della strage, ha consentito che questa cosa non fosse messa a verbale, e a me questa cosa pare di una gravità assoluta nel momento in cui 2 persone vengono accusate di strage. Non dimentichiamo peraltro che nel momento in cui Rosa sosteneva di aver fatto tutto da sola e diceva che Olindo l'aveva aiutata, a quel punto, chiamandolo in correità, l'avvocato non poteva più difenderli entrambi, ma anche questa cosa è stata superata. Voglio ricordare che Olindo Romano, che è uno spazzino, e sua moglie, che era una domestica precaria analfabeta, hanno avuto il loro primo colloquio esclusivamente dopo che hanno confessato, e su questo l'avvocato può essere di conforto perché fu una delle richieste di nullità delle loro confessioni. Ecco, questa fu la difesa di uno spazzino e di una donna analfabeta, in totale balia dell'accusa. Allora, il video, dice Rosa, ripeto le parole che hai detto, poi chiedo all'avvocato Bordò di commentarle. Rosa dice di Picozzi, per quel famoso video che è diventato poi, ripeto, una delle pietre miliari per certificare nell'opinione pubblica la colpevolezza. Lui mi faceva le domande, mi spiegava quello che avevo da dire, fai questo, fai quello, devi dire così, devi fare così, quando è il momento ti devi agitare, muovi le braccia così, muovi le braccia cosà. È una messa in scena, evidentemente, perché una roba del genere, se crediamo alle parole di Rosa, è una messa in scena. Allora, il professor Picozzi, che appunto parte fissa di 4º grado, dice io non parlo perché ho il segreto professionale, però poi, come hanno testimoniato le Iene, lui parla e come di questa vicenda in altre sedi, no? Quindi non parla con le Iene e non parla con chi gli fa determinate domande. L'avvocato Troiano, l'avvocato Pietro Troiano, primo difensore d'ufficio di cui parlava Edoardo poco fa, si trincera anche lui dietro il segreto professionale, non spiega nulla di quello che è accaduto. Allora, com'è che la mettiamo? La mettiamo che Rosa dice alcune cose pesanti, perché anche dell'avvocato dice cose di questo tipo. Lui non c'era quando ci hanno arrestati, non c'era mai negli interrogatori e non lo conoscevo nemmeno, non lo conoscevo neanche perché c'era un mucchio di persone. Ecco, c'erano un mucchio di persone, questo è pure vero. Allora, partiamo da questo video di Rosa. Noi sappiamo oggi che quel video anche è lì, stato... scusi se le interrompo, di nuovo poi lascio tutto lo spazio, però anche lì c'è il discorso che il professor Picozzi dice io ho dato agli avvocati difensori, cioè a lei e all'avvocato Schembri, all'avvocato Pacia, tutto il video integrale di quello che ho girato, eccetera, eccetera. E questo non risulta, non è vero. E allora perché tutte queste bugie? E questo occorrerebbe appunto che lo spiegasse il professor Picozzi. Comunque noi a posteriori, perché all'epoca ovviamente c'era un altro difensore che aveva incaricato il professore, possiamo, diciamo, subentriamo e che cosa troviamo? Troviamo innanzitutto una cosa che è anomala, non è mai successa, che un video psichiatrico venga depositato. Ma perché viene depositato? Viene perché depositato questo Picozzi per dice una cosa che è pacificamente una messa in scena, cioè per questa denuncia di stupro a cui nessuno crede, tant'è che Rosa non fa nessuna denuncia, viene depositato al fascicolo del pubblico ministero. Il concetto, per farci capire da chi ci ascolta, è siccome Rosa, parlando in quel video,
messa in scena, perché se è così è una messa in scena. A un certo punto parla anche di uno stupro subito da Azuz, quello è un reato, e allora il consulente dice: io questo reato lo segnalo alla procura, e quindi consegno, secretando però silenziando le altre parti, la parte in cui lei parla del reato. No, non sta in piedi neanche così, perché giuridicamente uno deve fare una denuncia. Ma la denuncia querela non c'è. Non c'è. Quindi, allora, o posso eventualmente valutare, Accludo poi, prima faccio la denuncia e poi una cosa di questo genere, oppure se mando un video che ritengo psichiatrico lo debbo accompagnare con una consulenza, e visto che la consulenza non è stata depositata con il video, quel video psichiatrico non è, poi possiamo dire se è una messa in scena o che cos'altro sia. Certamente un video psichiatrico non è, perché non è accompagnato da una consulenza. Di solito poi nel 99,9% dei casi si deposita la consulenza e non i video. Per quanto riguarda cosa ci è stato dato, allora c'era stato dato anche un dischetto in parte silenziato, perché c'era stato detto che la produzione alla procura sarebbe avvenuta solo delle dichiarazioni di Rosa su questo stupro. In realtà abbiamo preso poi a processo che la trascrizione, che il deposito era stato di tutto di questo audio, non di tutto l'audio, ma di questo audio, e quindi di parti anche che riguardavano la strage. Quindi non lo so, io ho una versione emendata che però è diversa da quella poi che risulta avere la procura dopo. Per quanto riguarda voi avete una versione del girato da Picozzi diversa da quella che ha la procura. Sì, perché era stato del girato, ma perché c'era stato detto appunto che era stata silenziata la parte che era stata prodotta. Quindi no, in realtà è stato dato un'altra versione alla procura. Non abbiamo invece tutto il girato perché non c'è mai stato consegnato, quindi sono stati dati dei dischetti e punto, finisce lì la cosa. Ecco, Edoardo, facendola corta, il risultato è che questo video va a finire a Matrix e diventa uno strumento formidabile di comunicazione. Se uno anche perché nessuno sapeva, peraltro, e finisce in un libro. Che aveva detto Rosa corrispondesse alla realtà, perché è molto emozionale, ok? Perché nello stesso momento in cui lei racconta della strage, racconta anche dello stupro a cui nessuno ha creduto. Però lei in quel video raccontava che lei, che pesa 50 kg, sollevava la terra di forza, ed è alto 1,50 m e qualcosa, sollevava di forza da terra e tirava su da terra Raffaella Castagna, che ne pesava 95 ed era alta 25 centimetri più di lei. Ecco, questo è stato considerato credibile, nonostante peraltro Raffaella Castagna non fosse stata uccisa lì dove lei lo diceva. Fermo restando tutto questo, quel video che cambiava la versione delle sue confessioni del 10 gennaio era ulteriormente diversa dalle sue confessioni del 12 gennaio davanti al GIP, dove lei aveva cambiato ulteriormente versione. Ecco, finché noi continuiamo a guardare video senza sapere la realtà dei fatti, possiamo convincerci sulla scia delle emozioni, tant'è che questo processo non è stato giocato sugli atti, ma sulle impressioni, o Lindo che aveva gli occhi arrossati, o Lindo che faceva paura, la questione della lavatrice che ha ancora sentito tirar fuori a quarto grado, la lavatrice in funzione la notte della strage. Peccato che i carabinieri sapessero già dalla data del 16 dicembre 2006, cioè 5 giorni dopo la strage, che in quei panni nella lavatrice non ci fosse sangue. Quindi anche questa è una cosa assolutamente inventata, non è alcun tipo di indizio, perché lo sapevano subito i carabinieri che non c'era sangue. Un ultimo dettaglio che viene tirato fuori ancora in questi talk show, dove evidentemente si fa informazione senza mai informarsi prima, è la questione del fatto che la persona che avesse sgozzato Youssef fosse mancina, perché questo sosteneva la perizia autoptica, fermo restando che considerare indizio il fatto di essere mancini a me pare abbastanza ridicolo, ma Rosa è mancina. Va detto però che nella relazione preliminare, prima della relazione finale autoptica, la persona che aveva sgozzato Youssef veniva considerata destrimane e si è mancinizzato successivamente. Ecco, quindi per dire quanto sia labile l'indizio, e come posso dire, vedi caso, Rosa è mancina. Allora, è venuta fuori poi anche da questa trasmissione, tu lo citi Edoardo, e anche su questo chiedo il punto all'avvocato Bordeaux, le parole di una psicologa del San Raffaele, dell'ospedale San Raffaele, che nel 2007 sottopone Rosa ad alcuni test e poi si allontana litigando
con Picozzi, perché dice qua stiamo andando contro scienza e coscienza, e dice addirittura a Rosa stai attenta a parlare e non dire quello che ti vogliono far dire. Questo a me sembra di una roba di una gravità assoluta. Ma direi che con il senso, sapendo quello che poi è successo dopo, sapendo che questi video sono finiti appunto prima di un inizio di un processo in un libro, il libro di Pino Corrias, e poi il quale, ma scusa, mi chiedo scusa, è la prima volta in Italia e sarà anche l'ultima, è una cosa talmente grave che dà lo spaccato della gravità di quello che era il prodotto iniziale, insomma, che quindi qualcuno si sia chiamato fuori da questa vicenda. Bordo, qua c'è, allora, Picozzi non parla, si è visto proprio plasticamente alle Iene in strada. Cosa dovrebbe dire? Zitto. Segreto professionale nel migliore dei casi. L'avvocato Troiano non parla, segreto professionale. Pino Corrias in tribunale dice segreto delle fonti, non parlo, non ti dico come ho avuto il video. Ma come non parlo? Stiamo scherzando? E certo, non è che il segreto professionale riguarda la propria persona, il segreto professionale riguarda l'interesse dell'assistito, quindi qua il segreto professionale viene utilizzato per tutelare il professionista. Per non rispondere a cose che non tornano, a domande su cose che non tornano. Esatto, e poi ecco, se posso... Nuzzi stesso non parla perché toglie l'interazione con Monteleone su Twitter, quindi non rispondo. Io, se posso dire una cosa sulla trasmissione, ecco, di Quarto Grado, ecco, spiace che in quella trasmissione sembri di non conoscere non solo quello che dice la difesa, ma devo dire anche quello che dicono le persone offese, perché hanno non so, diversi minuti di girato dicendo che la descrizione dei luoghi della casa di Raffaella solo l'assassino la poteva conoscere, quando addirittura Carlo Castagna in dibattimento aveva detto: guardate che Rosa conosce tutto di quella casa, conosce anche i soppellettili, piuttosto che Olindo ha fatto il progettino. Allora, se si deve dire il contrario di tutto, io non credo che sia informazione, ecco, perché almeno tenete conto di quello che sono dei dati acquisiti al processo, oppure dalle persone offese. Invece questa trasmissione purtroppo non ha considerato nulla, nemmeno quelle che sono le risultanze delle dichiarazioni in questo caso di Carlo Castagna. Ecco, Edoardo, cosa ci sarà nel libro di nuovo rispetto all'edizione precedente? Poi riprendiamo il filo di alcune cose che sono emerse in questi ultimi mesi. Beh, oltre alle cose di questi mesi ci saranno, ho detto, il clima che si è vissuto in quel periodo nel 2008 è la ragione per cui queste cose non sono emerse prima. Ci sarà una informazione su quelle che sono le fake news attuali, perché non è soltanto Quarto Grado che dimostra di non essere minimamente informato sulla questione, pur avendo pressi dei consulenti che hanno partecipato a quel processo. C'è buona parte della stampa italiana e verrà raccontato un episodio particolare. Ecco, ti fermo perché abbiamo una piccola pausa, poi ripartiamo proprio da qua, Edoardo Montolli. Sì. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. In molti ci invidiano e ci odiano perché siamo ancora liberi. Se vuoi aiutare Radio Padania, segnati il nuovo IBAN per i tuoi bonifici. IT 89R 08453 01602 000 000 101971 presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano SC. Aiuta Radio Padania. Diventa nostro editore. IT 89R 08453 01602 000 000 10 19 71.
Ed eccoci di nuovo in onda, in studio con noi l'avvocato Luisa Bordò e in collegamento a Edoardo Montolli. Stavi parlando della riedizione del libro Il Grande Abbaglio sulla strage di Erba con, tra le altre cose, un episodio in particolare, stavi citando, Edoardo. Sì, un episodio che avvenne nel 2011, del quale tu sei perfettamente al corrente, un retroscena nella quale una grande trasmissione televisiva si interessò alla vicenda, ma poi fu fermata da non meglio precisate pressioni che comunque sono diventate pubbliche, anche se, come possiamo dire, la maggior parte delle persone lo ignora. Ci saranno poi le scoperte che ho fatto negli ultimi anni, fermo restando che non potevo fare un nuovo libro, e quindi per molte delle scoperte che ho fatto negli anni, in quel caso rimando sempre allo speciale che c'è sul sito del settimanale Oggi, dove ci sono i documenti originali dell'indagine giudiziaria. Si parlerà anche dei reperti distrutti e della singolare vicenda che gli riguarda, insomma, no? Come è nata questa vicenda dei nuovi reperti e come sta tuttora andando avanti. Io, come posso dire, resto sempre stupito di quello che accade tutte le volte, e soprattutto nel momento in cui le Iene hanno amplificato questa inchiesta che avevamo fatto e l'hanno ulteriormente arricchita, hanno cominciato ad uscire cose che io avevo già vissuto sulla mia pelle, notizie del tutto infondate, a partire dal falso amante di Rosa o come posso dire, la storia del fatto che la Corte d'Assise di Como avesse bocciato definitivamente le richieste della difesa in linea con la Cassazione. Su questo tu hai scritto la lettera ad Agospia che citavo prima, no? Sì, perché quella notizia in realtà era vecchia di 3 settimane, io l'avevo pubblicata 3 settimane prima, era stata anche ripresa, improvvisamente è tornata fuori, solo che c'era un dettaglio particolare, che quella sentenza non era affatto in linea con la Cassazione, e anzi la Corte d'Assise di Como lo rivendicava. Cioè, noi non siamo d'accordo con la Cassazione, almeno dice la Cassazione non si rivolge a noi, si rivolge a Brescia, e quindi noi continuiamo a chiedere la distruzione dei reperti trattenuti al Tribunale di Como. Ecco, questo è un dettaglio, tanto che mi risulta che gli avvocati, proprio per, come possiamo dire, informare l'opinione pubblica, abbiano chiesto un'udienza pubblica nell'opposizione che hanno fatto alla Corte d'Assise di Como. Avvocato Bordò, a questa storia dei reperti, adesso l'ha citata Edoardo, chiariamola un attimo, perché cosa ha pensato lei, qual è stato il suo ragionamento quando lei viene a sapere, dopo 5 anni di battaglia legale e di rimpalli tra Como, Brescia, Cassazione, che i reperti in parte vengono distrutti, no? Bruciati, il giorno stesso in cui la Cassazione, ma prima che la Cassazione si pronunci, il giorno stesso. E in parte, incredibilmente, ce n'è uno scatolone avanzato che però non potete esaminare perché la Corte d'Assise di Como dice no, anche in difformità, come ha ben chiarito Edoardo, in opposizione, non in adempimento, ma in opposizione a ciò che chiede la Cassazione. E io sono rimasta senza parole perché c'erano ben 2 provvedimenti. Cioè, Rosa nella sua intervista dicevano non distruggete i reperti, gliel'aveva detto la corte, da ultimo la Corte d'Appello di Brescia, quindi c'erano dei provvedimenti chiarissimi che quei reperti non dovevano essere distrutti. Purtroppo prima dell'inizio, una mezz'oretta prima dell'inizio dell'udienza in Cassazione, questi reperti risulta che siano stati portati all'inceneritore e in tutta tranquillità, si fa per dire, bruciati. Aggiungo un dettaglio, e non parla neanche il cancelliere, perché uno va a chiedergli ma cos'è che avete fatto? E quello zitto pure lui. Qui tutti zitti sono, Edoardo. Sì, forse non c'è un modo per spiegare una cosa simile, perché anche questa mai successa non è prevista una cosa del genere. Ma mi scusi, avvocato, com'è che la Cassazione dice una cosa e un tribunale fa il contrario a suo piacimento? Le è accaduto? Accade? No, normalmente? di solito almeno a quello che dice la Cassazione ci si allinea. In questo caso invece, da ultimo, però ecco, c'era stata la distruzione dei reperti prima, l'ultimo provvedimento era quello, fate quello che la Cassazione ha detto, cioè che questi reperti
rimasti, possono essere analizzati con certe forme che erano quelle che avevamo richiesto. Loro dicono no perché riteniamo che ci voglia un ulteriore pronunciamento della Cassazione. Questo è, e quindi siamo al no. Noi abbiamo fatto anche una richiesta di udienza pubblica a Como, questo è un provvedimento recentissimo, in cui Como decide di non decidere, cioè dice aspettiamo la Cassazione per un'economia processuale. Quindi la richiesta anche di udienza pubblica perché insomma fossimo tutti a conoscenza o comunque di un'udienza delle nostre richieste non è stata considerata, dicendo si attende. E voi avete chiesto udienza pubblica? Allora il dubbio del come mai c'è questa rincorsa alla distruzione dei reperti, io credo che a qualunque persona umana in assoluta buona fede non può non venire, anzi si persuade che quei reperti volevano essere distrutti, perché dovevano essere distrutti prima di una Cassazione, perché è davvero inconcepibile tutto questo. Edoardo, tu che sei un cronista e un giornalista di inchiesta, secondo te questi reperti si vuole distruggerli perché si ha paura di cosa possono dire? Come dice Rosa, come faccio a dimostrare adesso in un passaggio dell'intervista alle Iene, dice come facciamo a dimostrare l'innocenza se ci bruciano i reperti che sono sopravvissuti, che erano sopravvissuti e custoditi? Si bruciano per quello, perché potrebbero parlare in maniera diversa dalla condanna ai due coniugi, o perché ciascuno deve ormai difendere la propria posizione, non puoi tornare indietro, no? Ma guarda, io non mi voglio spingere fino a questo punto. Io vedo soltanto che ogni volta ogni richiesta viene negata, no? E voglio ricordare che tra i reperti distrutti c'è la famosa tenda di casa Cherubini Frigerio, dove si è trovata morta, sotto la quale si è trovata morta Valeria Cherubini. Ora è naturale che se da questi reperti emergesse una nuova prova potrebbe essere un motivo di revisione. Ammettiamo ad esempio che la macchia di sangue ritrovata sul terrazzino di casa Castagna porti a un DNA di uno sconosciuto, e quello cambierebbe totalmente le carte in tavola. Fermo restando tutto questo, io continuo a dire ad ogni che a scrivere, ad ogni persona che mi chiede come possono essere innocenti queste persone, voglio ricordare, al di là delle confessioni, dell'assenza di tracce e di tutte queste cose, che i giudici di 3 gradi di giudizio hanno stabilito che la signora Valeria Cherubini, 3 gradi di giudizio, hanno stabilito che la signora Valeria Cherubini, attinta da 43 colpi sul corpo, 8 dei quali gli avevano fracassato il cranio, sia salita per 2 rampe di scale in apnea, perché non c'è sangue né nei polmoni né nello stomaco, e quindi non ha neanche deglutito il sangue è rimasto in equilibrio secondo i giudici, colpita 43 volte il sangue è rimasto in equilibrio. A quel punto la signora, senza perdere sulle scale che 13 gocce di sangue, è arrivata sotto la sua tenda e con la gola squarciata e la lingua tagliata, ancora in apnea, abbia preso fiato e abbia sillabato la parola aiuto prima di morire. Ora quello che sostengo io, dico, ma ci vuole davvero una perizia per stabilire che quando si è colpiti il sangue sgorga e non resta in equilibrio? Ci vuole davvero uno scienziato per capire che con la gola squarciata e la lingua tagliata non si può gridare aiuto? Ci vuole davvero un professore universitario per dire che in apnea una persona che ha 43 colpi in corpo e il cranio fracassato non sale 2 rampe di scale? Certo. Questa è la cosa delirante di questo processo, perché i giudici possono anche mettere su una sentenza che gli asini volano, però semplicemente non è vero, e lo capisce anche un bambino. Così come se io devo attraversare una corte dove c'è gente e tutti sono alla finestra e stanno guardando perché c'è un appartamento che va a fuoco, e questo dicono anche i tempi, non è possibile che tu non mi vedi, no? Certo. È evidente anche quello, è stra-evidente. Però diciamo in questo caso qua, nell'acclarare questo tipo di morti, i giudici di 3 gradi di giudizio vanno contro qualsiasi legge della fisica, cioè è una cosa ridicola soltanto pensarla. Metterla nero su bianco a me sembra totalmente assurdo, è come scrivere gli asini volano. A proposito di fake news, detto in questa trasmissione quarto grado, la trasmissione quarto grado, Ilaria Cabo citava ad esempio una frase che fu messa dai giudici in corte d'assise in sentenza come motivo di sospetto. Io avevo già smentito una di queste leggende metropolitane su Lingua Rosa, e cioè che loro non parlassero mai della strage, semplicemente i carabinieri non avevano mai allegato le intercettazioni. Che cosa salta fuori a quarto grado? Una cosa che è abbastanza grottesca, e cioè i giudici della corte d'assise si chiesero come fosse possibile che Olinda e Rosa sapessero che quella sera Paola Galli era arrivata con la Lancia K e non con la sua banda nera.
Perché questa cosa è grottesca? Prima di tutto perché tutti i residenti di quella corte seppero che quella sera c'era la Lancia K, perché semplicemente la Lancia K era della corte, ma se i giudici della corte d'assise avessero ascoltato le intercettazioni di Olindo Rosa, cosa che evidentemente non hanno fatto, già come ho documentato nella prima leggenda, si sarebbero accorti che proprio l'argomento Lancia K era discussa da Olindo Rosa con i vicini, perché appunto lo sapevano tutti. Quindi quella frase nella sentenza della Corte d'Assise di Como non ha alcun senso, se non quello che i giudici non hanno ascoltato mai le intercettazioni di Olindo Romano e Rosa Pazzi. E che è grave. Non so, cioè, come posso dire, se si fa il giudice non bisogna guardare la televisione e le regionali, bisogna leggere gli atti, bisogna ascoltare gli audio, cosa che non è stata fatta. Gli audio ovviamente che sono rimasti, certo. Come sappiamo ne sono scomparsi parecchi, ecco, Avvocato sempre Bordò, i momenti topici dell'inchiesta. Avvocato Bordò, su questo, e anche Edoardo, vado per punti perché abbiamo un quarto d'ora. Allora, ne sono scomparsi tanti, stava dicendo Edoardo, di intercettazioni, ne sono scomparse. Edoardo ha documentato puntualmente col suo lavoro delle intercettazioni sparite in momenti essenziali di svolta. Per esempio, quando Mario Frigerio cambia opinione e passa dallo sconosciuto aggressore a Olindo, non è di qui, è olivastro, cercate tra gli nordafricani che frequentano l'appartamento, dice una serie di cose molto precise, poi cambia idea, e lì scompaiono le intercettazioni dei giorni precedenti a questo suo cambio di opinione, no? Le intercettazioni sono sparite, voi avete chiesto con l'avvocato Schembri di andare nel server che le contiene tutte per verificare che ci siano e che cosa dicano quelle intercettazioni sparite. Guarda caso, questa storia è fatta tutta di silenzi, quello è il segreto professionale, quell'altro non parla, quello non risponde, quello si nega, e qua scompaiono anche le intercettazioni. Quindi intanto si è venuti a sapere, mi credo, Avvocato Bordò, che queste intercettazioni comunque esistono nel server. Ecco, e però voi non potete ascoltarle. No, ci hanno detto per capire no, come mai Frigerio cambia opinione, che cosa dice al psichiatra che gli mandano lì, perché evidentemente tra l'altro abbiamo mandato in onda con una certa continuità, abbiamo mandato in onda qua anche i lavori di quel seminario fatto a Padova dal professor Sartori, il quale ha testimoniato una cosa che va contro, diciamo, quello che tanti sanno, che mano a mano col passare dei giorni dopo l'aggressione il signor Frigerio non migliora le sue condizioni, ma le peggiora le sue condizioni generali e quindi anche la memoria. Tant'è vero, e questo conforterebbe un'altra cosa già stabilita dalla scienza, che i ricordi migliori sono quelli iniziali, no? Quando lui dopo 15 giorni dirà Olindo, si trova in condizioni talmente critiche che perfino gli inquirenti e l'ospedale gli mandano uno psichiatra, Cetti, il dottor Cetti, il quale peraltro chiacchiera con lui. Alcune cose le conosciamo grazie al lavoro di Edoardo e capiamo che lì Frigerio è già in stato quasi di confusione, perché non sa fare operazioni semplici, non si ricorda che giorno è, via dicendo. E dall'altra parte però non le sappiamo perché scompaiono i colloqui che sono precedenti al suo cambio di opinione su Olindo. Allora, voi dite ci sono perché sono nel server della procura, ma la procura di Como vi dice no, voi non le potete vedere, non le potete ascoltare. In realtà in questo caso il giudice, perché la procura aveva detto nel suo parere un no, ma aveva fatto anche una subordinata dicendo mandiamoci un esperto, nominiamo un esperto invece Como la Corte d'Assise dice di no. Quindi i reperti dopo 10 anni, è chiaro che la scienza è cambiata, è chiaro che ciò che 10 anni fa non si poteva fare, oggi si può fare. Però li brucia. Quindi ecco, certo, se non bruciati. Quindi la nostra ricerca del DNA non è può essere avere un risvolto incredibile visto il tempo, i 10 anni passati, però dicono di no. La stessa cosa con queste intercettazioni, che esiste un server che le raccoglie. Non è previsto proprio dal nostro codice che si può andare a verificarle e a prenderne copia con le dovute garanzie per tutti, però anche su questo. Ma anche su questo voi dovete battagliare di nuovo, cioè dovete andare in Cassazione. Cosa dovete fare se vi dicono di no? Siamo andati, infatti abbiamo fatto la richiesta in Cassazione e altri 5 anni, se va bene. Un anno, 6 mesi, un anno.
Sì. No, 5 anni perché per sì, stabilire la storia dei reperti sono 5 anni. E dal 2013 e poi si bruciano. Abbiamo iniziato. Adesso cosa facciamo? 5 anni di richiesta e poi le cancelliamo? Però io spero, ecco, voglio sperare che insomma si arrivi prima o poi a questo esame, che potrebbe essere importante per tutti. No? Edoardo, tu come ci sei rimasto scoprendo che le intercettazioni erano sparite? Beh, ho visto che ne sono sparite così tante che qualche mese fa ho scoperto che era sparita un'altra settimana di Frigerio, no? Cioè, da 2 giorni prima dell'arresto della coppia e 4 giorni prima delle loro confessioni, le intercettazioni di Frigerio spariscono e riprendono con una sola intercettazione del 12 gennaio, che non era possibile perché erano terminate l'11 gennaio alle ore 18, stando al verbale dei carabinieri. Però ecco, a proposito del grande abbaglio, io questa cosa la ricostruisco bene, perché quando io scopro l'assenza delle intercettazioni, avevo già fatto lo speciale online sul sito dell'Oggi, quindi quella cosa rimase solo sul settimanale. Io vorrei chiarire alcuni punti brevissimamente su questa questione, e cioè che, fermo restando che è stato acclarato che l'audio fatto sentire il Frigerio, che il 15 dicembre diceva è stato Lindo, e è stato acclarato che un audio modificato con un programma per l'elaborazione del suono QLEDIT 2000. Che cosa disse Frigerio? Disse che lui il 20 dicembre, nel momento in cui Gallorini le aveva fatto il nome di Olindo, da quel momento lui si era liberato di un peso e aveva detto da quel momento, dal 20 dicembre, che Olindo era il suo aggressore. Questa cosa viene smentita. Non è vera. Viene smentita dal verbale del figlio, che era presente a quel colloquio, del giorno successivo, nel quale lui dice all'ufficio di polizia di Stato dell'ospedale che il padre non aveva mai cambiato versione, che sarebbe pronto a riconoscere l'uomo olivastro dalle foto segnaletiche. Il 22 c'è una prima intercettazione, del quale ha dato brevemente conto le Iene, un'intercettazione che dura 20 minuti, nella quale Frigerio parla con il suo avvocato Gabrielli e non si ricorda assolutamente nulla, l'avevamo trasmessa nemmeno della dinamica della strada. L'avevamo trasmessa tutta anni fa, questa intercettazione. Esatto. È incredibile. Il 24, parlando con i figli che gli annunciano l'arrivo dei PM per Santo Stefano, cioè per il 26, lui dice di non avere nulla da riferire ai PM. Ok? Qual è il punto? Che diciamo è stata la scoperta secondo me più inquietante. Che il 25 dicembre, quando il figlio arriva dal padre, ci sono dentro i carabinieri che stavano parlando con lui, come dirà lui poi agli zii. Il problema è che prima di quell'audio agli atti non c'è nulla, come se non ci fosse stata alcuna conversazione. E invece lì la microspia doveva partire perché stavano parlando. Il 26 arrivano i PM e lui subito fa il nome di Olindo. Attenzione però, perché ci si dimentica di questo. Vanno via i PM, arriva ancora l'avvocato Gabrielli e Frigerio torna a non ricordare nulla. È incredibile. Non gli dice ho appena riconosciuto Lindo, non gli dice nulla. Quindi noi sappiamo che quando lui è insieme a persone di fiducia, il suo avvocato di fiducia o i suoi familiari, lui non ricorda nulla. Ricorda coi PM dopo, sicuramente il giorno dopo, che ha incontrato i carabinieri in un audio che non è in atti. Questa è la cosa gravissima. Certo, hai fatto benissimo a puntualizzare questo aspetto anche con le date, perché il 24 lui dirà ai figli non ho niente da dire. Esatto. Il 25... Il giorno dopo c'è il colloquio scomparso, il giorno successivo ancora riconosce Olindo. E poi dopodiché rivede l'avvocato e torna, diciamo, a non dire niente. È inquietante, a dir poco inquietante la successione di questi elementi qua. Poi che si cristallizzi e quindi poi a ottobre successivo a processo lui dica vedete quei due lì, sono quegli assassini, sono loro due dentro la gabbia, quello è un altro discorso, perché abbiamo visto in altri casi quando si cristallizza, diciamo, il ricordo, quello poi non si muove più, è un altro discorso, non c'entra più nulla. Qui stiamo parlando invece di come nasce, e anche il lavoro del professor Sartori e dei suoi studenti del master è stato per me molto interessante sentirlo, perché contrariamente, ripeto, a quello che tutti pensavano, che mano a mano coi giorni Frigerio riacquisisse sempre più capacità, al contrario le stava perdendo, perché quella intossicazione... non lo sappiamo questo, perché purtroppo le intercettazioni di lui con il dottor Cetti spariscono da qualche minuto prima che il dottor Cetti, il neurologo, arrivi per testare la bontà del suo ricordo fino al 3 gennaio. Il professor Sartori ci dice un'altra cosa, che in casi di quel genere, intossicazione da fumo, quadro clinico come quello che non
non dalla cartella clinica, perché ancora non c'è il foco, non è ancora stata vista la cartella clinica nel complesso, no? E anche questa è una roba interessante da vedere, però stante il quadro clinico che risulta agli atti, le persone in quelle condizioni hanno un peggioramento col passare dei giorni, poi migliorano naturalmente dopo, però hanno un peggioramento a livello proprio neurologico e psicofisico generale, per cui si capisce perché gli mandano lo psichiatra, perché in quei giorni lì lui è particolarmente confuso, no? Sì, non si capisce perché il colloquio col neurologo però sia scomparso. Esatto, esatto. No? Questo è... Allora, per punti ancora, quello che è venuto fuori. Allora, intanto, per quanto riguarda questi famosi confessioni e interrogatori, c'è un altro dato. La durata degli interrogatori a verbale è diversa da quelli degli audio, no? Se parliamo di cose che non tornano, avvocato Bordò, piccola nota su questo. Com'è possibile? Come è possibile non lo so, però è possibile perché c'è la differenza. Esatto, sì, è stata sollevata, come la trasmissione aveva detto, è stata sollevata in primo grado. La Corte ha detto che probabilmente si trattava di un errore involontario. Il problema è che non solo i verbali riportano degli orari dove ci sarebbero delle sovrapposizioni con l'unico difensore, quindi il difensore non poteva stare in entrambi i luoghi, ma anche la durata dell'interrogatorio determina delle sovrapposizioni, nel senso, rispetto alla durata dell'interrogatorio di Olindo, alla durata dell'interrogatorio di Rosa, i conti vogliono che non tornano. Ecco, quindi anche questo è matematico, dire che l'avvocato o era di qua o era di là. Esatto. In ogni caso non poteva essere in due posti contemporaneamente, e questo mi sembra evidente, e per questo non poteva, diciamo, assistere agli interrogatori. Sì. Punto. Sì. Non c'era, come dice Rosa, non c'era. Sì. No? E anche questo mi sembra significativo, Edoardo. Tralascio il discorso. Perché purtroppo negli audio ci sono, anche lì negli audio ci sono audio che cominciano e finiscono senza la data e l'inizio dell'interrogatorio, l'orario di inizio e di fine dell'interrogatorio. Ci sono audio che si interrompono all'improvviso con una frase e riprendono con tutt'altra frase, senza appunto gli orari, quindi è difficile ricostruire quello che sia accaduto lì. Avrebbe dovuto ricostruire l'avvocato troiano, ma allora, a proposito dell'avvocato troiano, tralascio il discorso dei soldi, dei risparmi e del TFR di Olindo finiti su un conto. Lo tralascio perché quello è un altro. Ci ha fatto firmare un foglio in bianco, dice Rosa, e i soldi sono spariti. Non lo so, quello è un altro discorso che lasciamolo perdere, perché fa parte di una miseria tale che non ci apporta niente rispetto alla sostanza dei fatti essenziali. E tra i fatti essenziali, però, credo che ci sia anche, a proposito di messa in scena, no? Rosa dice: mi diceva Picozzi cosa fare, cosa dire, come muovermi. A proposito di messa in scena, c'è la frase che lei dice a conclusione di un video mostrato dalle Iene: altra volta male? Sono andata bene, sono andata male? A me sinceramente, io devo dirlo, lo chiedo a voi, all'avvocato Bordò e a te Edoardo, che te li sei studiati benissimo tutti i documenti, gli audio, i video e gli interrogatori. A me viene in mente, quando lei in quel video con Picozzi dice così, esattamente quello che dice anche ai pubblici ministeri quando la interrogano, perché il concetto è sempre quello, cioè: la sto dicendo giusta? Lo rifacciamo? Fate voi, mi dite le cose, io dico sì o no. Mi sembra perfettamente in linea. Tu cosa ne pensi, Edoardo? Poi chiedo anche all'avvocato Bordò, perché a me sembra uguale la storia, cioè la messa in scena c'era con Picozzi e c'era durante l'interrogatorio. Sì. Mi sembra assolutamente in linea, perché lei nell'interrogatorio chiedeva sempre, tanto che diceva: mi potete dire tutto quello che ha detto mio marito? Io dico sì, è giusto, appunto, o no, non è giusto. Poi loro dicono la versione del marito e dice è giusto. Dice no, questa è la prima, è quella sbagliata, allora, perché scusami, la seconda è diversa. Edoardo, allora è giusta la seconda. Allora ti faccio vedere le foto, ti faccio sentire quello che ha detto tuo marito. In più la stessa persona dice: ma ho detto giusto, ho risposto giusto, fate voi, ditemi le cose, io dico sì o no. Ma allora, secondo te non è una messa in scena quella roba lì? Adesso scusatemi, io mi prendo anche magari dei rischi, però mi pare che sia una messa in scena quella roba lì. E soprattutto perché l'avvocato non dice nulla. Ora, a proposito di questione di messa in scena o non messa in scena, c'è lì l'avvocato Bordò, glielo chiede: è possibile che un avvocato non sappia che unitamente al video per uno stupro deve essere allegata una querela? È possibile che non lo sappia? Questo è il vero problema. Questo è un problema. Diciamo che se nell'ambito di un interrogatorio le cose di solito non accadono così, cioè non si fanno vedere le foto, non si legge, di solito gli orari tornano, non ci sono sovrapposizioni. Mettiamola così, se il suo cliente davanti ai pubblici ministeri che lo interrogano dice, gli fa vedere le foto, gli fa sentire il video, la confessione dell'altro correo,
e gli dico, e il cliente dice: scusate, potete farmi un favore, mi dite le cose, io dico sì e no. Oh, sono andata bene? Ripetiamo, rifacciamo? Ma lei cosa pensa? Essendo lì fisicamente, che cosa fa? Sta facendo un'attività che giova quantomeno alla verità, perché se non ho parlato col mio assistito, non ho letto gli atti, perché anche questo esce, difficilmente sono in grado di assisterlo in primo luogo. Poi con queste modalità non saprò mai e non potrò mai verificare che cos'è una verità o che cos'è una trovata dell'ultimo però avvocato, minuto. almeno ci accertiamo che lo vogliano mettere a verbali. PM mi ha fatto vedere le foto, invece non c'è. C'è una frase non trascritta addirittura, no? Certo, no? Ma io direi che anche, se posso fare questa digressione, nell'ambito invece del video, il fatto di chiedere male o bene e con l'esperto professionista che ti risponde sì o no, cioè siamo su Marte, non siamo in psichiatria, quindi non fatemi dire siamo su Marte nell'ambito degli interrogatori, ma pacificamente, ecco. Allora, due aspetti, perché poi dobbiamo chiudere, lo chiedo sia all'avvocato Bordò che a Edoardo Montolli. Rosa dice a un certo punto nell'intervista alle Iene: abbiamo visto quel giorno uno con un giaccone, un cappello, un sacchetto di plastica, non l'ho visto in faccia. Poi pronuncia una frase a proposito di Pietro Castagna dicendo: ma si sieda qua e vediamo chi è il colpevole, senza ulteriori approfondimenti. Io questa non l'ho capita, perché non è venuta fuori prima, casomai, tutto questo. E terzo, il ruolo del luogotenente Gallorini, perché per Rosa è stato un ruolo molto importante. Loro si fidavano molto del luogotenente Gallorini, a proposito del quale Rosa racconta un episodio che mi ha colpito. Dice: lui ci diceva un sacco di cose sulla strage, un sacco di particolari, di dettagli, di come è stata ammazzata la Cherubini, di come erano i corpi, di cosa è successo, però ce li diceva sempre fuori di casa, perché non entrava mai in casa neanche quando pioveva, ovviamente perché dentro c'erano le microspie, ma Rosa lo capirà dopo, no? Edoardo e poi l'avvocato Bordò, per un commento su questi 3 punti. Io credo che questi saranno punti che dovranno analizzare gli avvocati nell'ambito delle indagini difensive. L'unica cosa che possiamo dire a minimo riscontro di quello che dice Rosa è che i carabinieri erano spesso fuori casa loro, e questo lo si evince dalle intercettazioni in casa della coppia, perché delle volte Rosa arriva con delle notizie per Olindo. Questa è l'unica cosa, lo possiamo dire, a riscontro. Sul resto credo che dovranno fare le indagini difensive. Avvocato Bordò. Allora, per quanto riguarda lo sconosciuto, diciamo quello che ha detto Rosa dello sconosciuto e il discorso Castagna, diciamo che Rosa, come ho detto all'inizio, molte volte aveva cercato di offrire particolari e dettagli ai carabinieri anche nei primi giorni dopo il fatto, ma questi dettagli non sono stati mai ascoltati, in alcuni casi neppure messi a verbale. Questo è, quindi gli interrogatori forse dei due non era tanto quello che scrivevano a verbale, ma quanto parlavano nella corte e quant'altro. Che abbiano visto i carabinieri tantissime volte è certificato dal numero di volte che sono proprio li chiamavano e dicevano venite in caserma per le cose più diverse, questo praticamente tutti i giorni. Poi c'erano gli accessi invece ai luoghi, Gallorini che passava, questo esce dagli atti e di questo Rosa ha dato conto nelle sue dichiarazioni. Ci risentiamo un'altra volta anche per parlare del da farsi, di quello che si farà adesso da qui in avanti, per capire. Intanto io ringrazio l'avvocato Luisa Bordò, Edoardo Montolli in collegamento, ricordo che tra poco sarà disponibile l'ebook, l'aggiornamento, il grande abbaglio sulla strage di Erba. Ne riparleremo ancora, Edoardo, grazie intanto per stamani. L'ultima notizia flash: a Napoli catturato l'uomo che ha sparato in piazza, che ha colpito e ferito la piccola Noemi, bloccato anche il fratello suo complice, scrive l'Ansa in prima pagina. Tra poco, Antonio, invece si parla di politica con... Sì, Giulio, per la prima volta abbiamo un esponente di Fratelli d'Italia, il senatore Giovan Battista Fazzolari, che è responsabile del programma di Fratelli d'Italia. Quello che ha scoperto Giorgia Meloni. Sì. Incredibile. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che V43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi.
Sì, D43. Lo sa. E che se lo dice al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna. Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory, ergonomico, a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto. A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Edizione straordinaria! No, grazie. Io voglio solo notizie populiste. Non mi fido dei soliti quotidiani, dei telegiornali ben pensanti. Via! Allora, devi procurarti una Radio DAB o scaricare la nuova app di Radio Padania. Da oggi l'informazione de Il Populista scorre sul monitor delle Radio DAB e sullo schermo del tuo telefonino. Datti da fare a Rufapopolo! Resta sempre collegato alla nostra informazione alternativa, libera da ogni potentato economico. Ascolta Radio Padania con la Radio DAB o dal telefonino e vedrai scorrere sul monitor le ultime notizie del quotidiano online Il Populista. Facile, no? Ah, che bello! Potere al popolo! Sammy! Parapapà! Dalle 14 alle 16. Bidibodi, buppaparapà, bidibodi, yeppaparapà. Puro territorio! Sono Giovanna della Mondoflex! Ciao Giovanna! La rivoluzione è appena iniziata. Buon divertimento su RPL. Buongiorno carissimi amici e carissime amiche di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Verna, benvenuti ad Onda Libera che oggi va in onda in maniera ristretta. Vi ricordo il numero per intervenire in diretta, per fare domande ai nostri ospiti, che è lo 0266 20 35 29, oppure mandateci un SMS al 346 64 277 56. Allora, sono molto lieto di annunciarvi per martedì 14 maggio alle 10:35 avremo al telefono in diretta Albano, quindi ricordatevi, prendete nota di questo appuntamento, martedì 14 maggio alle 10:35. Allora, oggi abbiamo ospite per la prima volta un esponente di Fratelli d'Italia, abbiamo in collegamento telefonico con noi il senatore di Fratelli d'Italia, Giovan Battista Fazzolari. Buongiorno Giovan Battista. Buongiorno a voi e buongiorno ai vostri ascoltatori. Allora, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Giovan Battista, ti presento molto velocemente, così come ho fatto con tutti gli altri esponenti politici che sono intervenuti qui in radio. Tu sei stato eletto nella regione Piemonte, sei nato a Messina, sei il responsabile del programma di Fratelli d'Italia. In questa maggioranza tu sei membro della 14ª Commissione Permanente Politiche dell'Unione Europea e anche vicepresidente della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, giusto?
Esatto. Ecco, allora Giovan Battista, raccontaci un po' come nasce la tua passione per la politica e qual è appunto la tua esperienza politica. Beh, io provengo dall'ambiente giovanile del movimento sociale, quindi Fronte della Gioventù. Sì. Diciamo, provenienza doc destra. Io sono cresciuto all'estero. Sì. Sono tornato in Italia che avevo circa 17 anni e sono rimasto colpito da l'avversione politica che ho trovato nei confronti di qualunque tema che fosse identità nazionale, amor di patria. Sono tutti temi che gli italiani che vivono all'estero sentono molto. Sì. Sono tornato in Italia, questa cosa mi ha colpito molto. All'epoca l'unica forza politica che per esempio portava in piazza il tricolore italiano era negli ambienti giovanili il Fronte della Gioventù, come partito il Movimento Sociale, quindi mi sono ritrovato a fare politica in quelle formazioni. Ho fatto politica prevalentemente all'università, poi sono diventato responsabile provinciale romano di Azione Universitaria, che era l'organizzazione universitaria di Alleanza Nazionale, e da quel momento in poi sono sempre rimasto in ambito politico, anche se non ho mai ricoperto incarichi elettivi. Questo è il primo incarico elettivo che il tuo primo incarico. ricopro. Poi tu sei stato anche capo della segreteria tecnica del Ministro della Gioventù Giorgia Meloni, giusto? E anche un suo precedente consigliere giuridico. Sì, alla Camera questo. Sì, come dicevo, ho sempre fatto politica, ma l'ho sempre svolta come attività di approfondimento tematico. Quindi adesso mi occupo appunto del programma di Fratelli d'Italia, ma mi sono sempre occupato di questo, cioè di elaborazione politica, di stesura di testi, di posizionamento. Perfetto. Insomma, questo è sempre stato il taglio che ho ricoperto. Benissimo, senti Giovan Battista, proprio per quanto riguarda le prossime elezioni europee, mancano pochissimi giorni al 26 maggio, domenica 26 maggio. Voi di Fratelli d'Italia avete presentato un programma, no? Un programma che si snoda in ben 15 punti. Sentivo il tuo intervento dell'altro giorno a Torino, ad aprile, dove hai presentato il programma. Ci puoi raccontare un po' sinteticamente quali sono i punti del vostro programma? Sì, allora, provando a sintetizzarli su grandi temi, il primo è la sovranità. E, non a caso, diciamo, movimenti, si parla sempre di più di sovranismo, ma banalmente la questione di chi rivendica il ruolo degli stati nazionali, a fronte invece di un modello che vorrebbe sempre più delegare la sovranità a un'entità sovranazionale come l'Unione Europea. Oggi questo sembra un tema tabù, i sovranisti vengono tacciati come dei mostri strani, però è importante ricordare che fin dalla nascita dell'Unione Europea il modello confederale, che è questo che sostiene Fratelli d'Italia, era uno dei modelli possibili sostenuti da persone più che rispettabili. Ricordo che era il modello suggerito da Churchill e da De Gaulle, non persone particolarmente pericolose. Poi nell'arco del tempo questa impostazione, e cioè di stati liberi e sovrani che dialogano sui grandi temi e mantengono però saldamente in mano la propria sovranità nazionale, gradualmente è diventato come se fosse una mostruosità, ma insomma non è mai stato. Noi lo rivendichiamo ed è anche, diciamo, da sempre il biglietto da visita del gruppo europeo dell'ECR, dei sovranisti e conservatori, ai quali infatti Fratelli d'Italia ha aderito. Benissimo. Senti, Giovan, sì, prego. No, dimmi tu, continua, prego. Il secondo è la difesa dell'economia italiana, perché anche qua noi facciamo parte di un'Unione Europea, ci raccontano che siamo tutti in un ambiente amichevole, ma così non è. C'è una politica predatoria di Francia e Germania nei confronti degli altri stati europei. Bisogna tornare ad alzare la voce in Europa e difendere i nostri interessi. Noi abbiamo una situazione nella quale abbiamo la Francia che fa acquisizione sistematica delle nostre grandi aziende, delle nostre infrastrutture strategiche. Adesso c'è recentemente anche la polemica su
le aziende di trasporto in Toscana, no? Adesso queste dovrebbero passare interamente sotto controllo francese. Quello che la Francia già controlla le nostre reti idriche, la nostra rete di telecomunicazione, insomma, diventa una questione complicata. Certo. E difendere la nostra economia vuol dire anche del riordinare le regole del sistema bancario, difendere il nostro Made in Italy, sono cose che oggi l'Unione Europea non fa, anche per colpa di chi ci ha rappresentato finora in Europa. Ecco, senti, l'appello dei capi di Stato, no, di ieri, tu che ne pensi di questo appello? Penso sia la prima volta che i capi di Stato dicano andate a votare per un'Europa che abbiamo fortemente voluto, giusto? Sì, non c'è nulla di scandaloso, è stato un appello al voto, però è sintomatico invece di un aspetto importante. Si vota del Parlamento europeo dal 1979, ma sono sempre state elezioni più formali che sostanziali. Queste elezioni europee sono le prime elezioni con una valenza molto politica, cioè le prossime elezioni possono cambiare il volto dell'Unione Europea. Sono le elezioni più importanti della storia dell'Unione Europea e l'appello dei capi di Stato insomma lo dimostra. Sì, benissimo. Senti, Giovan Battista, no, avevamo una telefonata, purtroppo è caduta la linea. Volevo chiederti, voi di Fratelli d'Italia, la stessa Giorgia Meloni, ieri ha scritto sulla sua pagina Facebook, impegno mantenuto, avete depositato una proposta di legge per introdurre il reato di bullismo, dopo ad esempio l'ultimo episodio grave che è successo a Manduria, dove è stato vittima di bulli un povero pensionato. Raccontaci un po' questa proposta di legge come si articola, ecco. È stata depositata alla a firma del. Ti sentiamo lontano, Giovan Battista, vediamo se riusciamo a recuperare con Roberto dalla regia, che saluto, vediamo se riusciamo a recuperare la linea per parlare appunto di questa proposta di legge che voi di Fratelli d'Italia avete presentato contro il bullismo. Ecco, vediamo se Roberto mi dà l'ok. Sì, ci siamo. Scusami, Giovan Battista. Allora, dicevo, la proposta di legge per il reato di bullismo è stata già depositata alla Camera a prima firma Giorgia Meloni e al Senato a prima firma Alberto Balboni, che oltre ad essere un senatore di Fratelli d'Italia è anche un validissimo avvocato penalista. Sì. Allora, sulla falsariga di quanto già è stato fatto sullo stalking, infatti noi come reato di bullismo abbiamo introdotto l'articolo 612 ter, il 612 bis è il reato di stalking. Sì. Allora, esiste una serie di comportamenti che presi singolarmente o non costituiscono reato o costituiscono dei reati secondari, che però messi insieme, come è stato fatto per lo stalking, costituiscono invece un reato vero e proprio e che uno può perseguire in modo più serio. La stessa operazione la vogliamo proporre per il bullismo e quindi una serie di comportamenti fatti insieme costituiscono una fattispecie di reato a sé stante. Fatto in questo modo si può riuscire a intervenire contro i bulli oggi, che diventa molto difficile, oppure si può intervenire solamente quando il loro comportamento sfocia in un reato molto grave, ma la cosa importante è quella là di intervenire prima. Certo. Quindi se una legge di questo genere fosse stata già in vigore, i comportamenti che questi fedenti ragazzini facevano nei confronti di questo povero Antonio Stano potevano essere perseguiti. Oggi è difficile perché oggettivamente bussare a casa di una persona, deriderlo, dargli 2 schiaffi è grave, ma poi alla fine chi vuole intervenire, il magistrato di turno, si ritrova davanti a reati presi singolarmente di bassissima entità. Certo. Senti, Giovan Battista, abbiamo una telefonata, sentiamo chi è in linea. Pronto? Pronto, salve, buongiorno, sono Michele Caruso. Pronto Michele, prego. Buongiorno. Buongiorno. Io vorrei un po' uscire dal seminato per parlare della tenuta del governo, non so se è possibile con il senatore. Prego, prego. Ecco, vorrei chiedere, a Salvini abbiamo visto che
battaglia sovente anche con il ministro Trent rispetto al blocco dei porti, la Marina insomma che li accoglie, lui invece vorrebbe la chiusura dei medesimi. Poi abbiamo visto che con Di Maio insomma anche non si va d'accordo perché lui dice che è meglio che pensi allo straccio nelle piazze anziché interessarsi della questione degli sbarchi e così via. Insomma, ci sono questi sondaggi che vedono la Lega in discesa rispetto a quelli un po' più entusiasmanti di qualche tempo fa. Io vorrei sapere, anche rispetto qui a Roma, e concludo, il caso della famiglia Roma, Casal Bruciato, Casa Pound, che alza sempre un po' bandiera e cerca di portare attenzione laddove c'è già tanta miseria. Certo, l'ignoranza non aiuta, però bisogna capire che bisognerebbe pure, anche se in un contesto magari un po' più facile, integrarli questi, come vorrebbe la Raggi. Io vorrei sapere, ecco, come ne esce tutto questo Salvini, visto che a quanto pare pure al Salone del Libro hanno cercato in tutti i modi di protestare, poi ci sono riusciti, hanno esautorato Altaforte. Grazie. Grazie a te. Allora, Giovan Battista ha toccato vari temi il nostro ascoltatore, incominciando dall'immigrazione, no? Sì. Prego. Allora, ha detto diverse cose interessanti il nostro Michele Caruso, ecco, si chiama così. Allora, benissimo. Riguardo all'immigrazione, Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto una linea molto semplice. Blocco navale per stop barconi, dice la Meloni, giusto? No? Prima di quello, diciamo, lo step precedente è molto banale. Noi chiediamo il rispetto della legge nazionale e internazionale, perché la follia che noi viviamo in questi anni è che sia a livello nazionale sia a livello internazionale ci vogliono far passare il principio che in nome dell'immigrazione si possono non rispettare le leggi. Ecco, noi diciamo esattamente l'opposto. Esistono delle leggi, vanno rispettate. Le leggi internazionali non prevedono la possibilità di chiunque di entrare a casa di un altro, perché non c'è nessuna norma internazionale che lo consente, e le norme italiane prevedono che uno può entrare solamente con un permesso di soggiorno valido. Noi chiediamo banalmente che si rispetti la legge. Per farlo vuol dire controllare i propri confini, e se qualcuno arriva via nave va fatto il blocco navale, se qualcuno arriva via terra andranno fatte delle barriere, si esterno delle trincee, si scavano delle trincee, ma in Italia non si entra illegalmente. E questa qua sull'immigrazione è molto, diciamo, semplice. Su quello che diciamo appunto del blocco navale, a nostro avviso il modo più sensato per gestire questa situazione è una missione europea che faccia un blocco navale a largo delle coste libiche, in modo da impedire ai barconi di partire, impedire le morti in mare, e poi gestire in Nord Africa le eventuali richieste di veri profughi, che sono comunque una minoranza rispetto agli immigrati che vogliono entrare in Italia. Poi diceva i rapporti tra Lega e Movimento 5 Stelle. Ecco. Purtroppo quello è, diciamo, mettiamola così, per fare una battuta, non è mai stato un matrimonio d'amore, è stato un matrimonio di interesse, si può capire. Ma è un matrimonio che secondo te durerà anche dopo le prossime elezioni europee? Allora, io sinceramente credo, da quando ho letto la legge di bilancio del 2018, che questo governo cadrà prima di poter fare la legge di bilancio 2019. La legge di bilancio 2019 prevede di dover trovare nel totale 30 miliardi per non far innescare le clausole di salvaguardia, 23 miliardi solo per l'IVA, più ci sono le accise, più altre voci. 30 miliardi attualmente nella legge di bilancio non si trovano, quindi l'IVA rischia di aumentare, servirà una legge di bilancio lacrime e sangue, e quindi il governo cadrà prima di fare la legge di bilancio. Questo purtroppo è la previsione che facevamo già nel 2018. Per quello che riguarda le famiglie rom, no? Ecco, Ora, se uno ha diritto a una casa popolare è giusto che la casa popolare la prenda, però il diritto emerge da una folle graduatoria che viene fatta dal Comune di Roma. Il Comune di Roma prevede che chi è senza fissa dimora abbia un punteggio aggiuntivo rispetto a tutti gli altri. È chiaro che se uno fa questa cosa qui avvantaggia chi vive in un campo Roma abusivo,
perché la famiglia povera italiana che si appoggia da qualche parte ha una residenza e quindi parte con meno 18 punti rispetto al Rom che vive in un campo Rom, e quindi a quel punto la famiglia Rom ha diritto a una casa popolare alla quale l'italiano non avrebbe diritto. Se poi invece partissero tutti a parità di condizioni, figuriamoci, non è che uno può fare le suddivisioni delle abitazioni per etnia, però i romani sono particolarmente arrabbiati per questo meccanismo che avvantaggia le famiglie rom. Benissimo. Senti Giovanni Battista, ci sei? Non ti sentivo più. Ci Ecco. sono. Perfetto. Senti, per quanto riguarda invece la castrazione chimica, no? Una battaglia fortemente voluta anche dalla Lega, infatti in questi weekend ci sono gli stand dove si può apporre la propria firma, anche alla luce di questi recenti casi di violenza. Voi di Fratelli d'Italia siete ovviamente favorevoli a questo, giusto? Sì, siamo favorevoli. Ci dispiace che purtroppo la Lega non ha potuto approvare l'emendamento che Fratelli d'Italia aveva fatto al decreto sicurezza. Noi avevamo approfittato del decreto sicurezza proprio per fare l'emendamento per chiedere la castrazione chimica per pedofili e stupratori recidivi. La Lega non ha potuto sostenerlo per gli ovvi motivi di contrarietà del Movimento 5 Stelle, ce ne dispiace. Quindi noi siamo assolutamente a favore. A chi dice che non si può fare perché può essere fatto solo su base volontaria, il problema non c'è, è sufficiente raddoppiare le pene e poi dire allo stupratore o al pedofilo di turno: scegli tu, o ti fai 40 anni di carcere o te ne fai 20 più 20 anni di cassazione chimica. Quindi il meccanismo legale, costituzionale per farlo c'è, va fatto, anche perché oltre all'aspetto di rendere inoffensivo un predatore sessuale, è anche un forte disincentivo. Sì. Senti, carissimo Giovanni Battista, per quanto riguarda il Senato, in questi giorni di che cosa si sta discutendo? Ma adesso il Senato ha un nuovo meccanismo nel quale sono divise le settimane tra commissioni e aula. Quindi in questa settimana nello specifico ognuno lavorava nella propria commissione. Nella mia si lavora sulla legge di delegazione europea, questo vuol dire le leggi delega che il Parlamento darà al governo per adeguare il nostro ordinamento all'ordinamento dell'Unione Europea. Ed è questo qua anche sintomatico di come noi continuiamo a fare le cose un po' come i violinisti sul Titanic. Cioè, l'Unione Europea ormai rischia di implodere. Si vota tra pochi giorni per l'Unione Europea, nel quale la maggior parte dei partiti chiede un radicale cambiamento dell'Unione Europea, e noi, almeno io, nella mia commissione, dedichiamo il nostro tempo invece a ragionare di come adeguare l'ordinamento giuridico italiano a quello che ci chiede l'Europa. Certo. Motivo per cambiare velocemente la situazione. Senti Giovanni Battista, abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Pronto? Sì, prego. Sì, buongiorno, chiamo dal Veneto. Ciao, prego. Io volevo chiedere due pareri al vostro ospite, no? Il primo è questo. Il giorno dopo il voto si è visto dalla cartina d'Italia come l'Italia fosse praticamente tagliata in due. Quello che ne è venuto fuori è stato, secondo me, scelto dal Presidente della Repubblica un governo di unità nazionale. L'unica maniera in cui si poteva tenere insieme quell'Italia lì, divisa così evidentemente dal voto, era di fare un governo come quello che è stato fatto, no? Quindi credo che per scardinare questo governo bisogna che qualcuno prenda grosse decisioni, cioè o si va verso un modo di vedere o si va verso un altro. Mi sembra che il modo di vedere non sia cambiato tanto, nel senso che reddito di cittadinanza l'hanno chiamato così adesso, ma in passato è stato non lo so, migliaia e migliaia di guardie forestali, erano lo stesso provvedimento sotto altri nomi. Infatti adesso, quando era stato proposto
erano tutti contrari. Adesso invece nessuno degli intervistati di qualsiasi colore politico toglierebbe questo provvedimento. Il secondo parere che chiedo è questo, no? Andando in Europa, essendo stati schiacciati noi, la nostra economia basata su piccole e piccolissime imprese, cioè dove invece di fare uno solo 1 milione di paia di scarpe, in 100 facevano 10.000 paia di scarpe e il benessere era già di per sé diffuso. Andando in Europa non si può riprendere e proporre questo modello invece di una redistribuzione dei profitti, ma una redistribuzione del lavoro. Benissimo, grazie mille. Allora, non so se hai sentito benissimo. Sì. Ecco, vuoi commentare velocemente? Purtroppo siamo quasi in chiusura, Giovan Battista, prego. Molto velocemente. Sul reddito di cittadinanza Fratelli d'Italia è contrarissima, quindi non abbiamo nessun problema a dirlo. Noi diciamo che il reddito di cittadinanza va abolito. Anche perché con i miliardi che ci costa e con i miliardi che dobbiamo trovare per impedire l'aumento dell'IVA, la prima voce da tagliare è proprio il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è una follia, così come è stato immaginato. Lo Stato è giusto che si occupi di chi per ragioni obiettive non può lavorare e quindi minori a carico, invalidi, over 60 privi di lavoro, pensionati al minimo. Bene, questi qua oggettivamente non gli si può chiedere di andare a zappare la terra, ma tutti gli altri che possono lavorare devono lavorare, non devono avere la paghetta di Stato, ovunque risiedano. Quindi Fratelli d'Italia sotto questo aspetto contrarissimi al modello di reddito di cittadinanza che è stato introdotto. Sull'altro argomento, diciamo la redistribuzione del lavoro, sì, ma in realtà c'è molto lavoro da creare. Cioè, l'Italia ha uno dei più bassi tassi di occupazione dell'Unione Europea. Il tasso di occupazione dell'Unione Europea è del 72%, quello italiano è del 61%, quindi noi abbiamo un margine solamente allineandoci ai parametri normali del resto d'Europa per aumentare sensibilmente l'occupazione in Italia. Quello che manca in Italia è crescita economica, semplificazione e mettere gli imprenditori nelle condizioni di operare. Perché il lavoro lo creano gli imprenditori, non lo crea lo Stato. E un imprenditore oggi, se apre e assume in Italia, è un eroe, perché non c'è nessuno che razionalmente può reputare che sia semplice e conveniente aprire un'azienda in Italia. Quindi i nostri imprenditori sono degli eroi e noi così li dobbiamo chiamare e non cercare di far capire sempre che sono dei criminali evasori. Dobbiamo metterli nelle condizioni di assumere, questa è la soluzione. Benissimo, allora Giovan Battista, purtroppo siamo in chiusura. Io ti ringrazio per essere stato qui con noi, ci risentiamo, quando appunto tu vuoi, siamo sempre disponibili a sentirti. Ti auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie a tutti voi. Grazie mille a te. Ringraziamo Giovan Battista Fazzolari, senatore di Fratelli d'Italia, responsabile del programma di Fratelli d'Italia. Allora, grazie a tutti per averci seguito. Vi ricordo più tardi alle 13:10 l'appuntamento del venerdì con Mondo Agricoltura con Lorenzo Viviani, membro della Commissione Agricoltura. Grazie mille a tutti e buon proseguimento. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai